vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Con mister Fabio Luciani al termine della sconfitta della sua Tevere Remo contro lo Stimigliano 1969 per 5-4. Mister, non abbiamo visto sicuramente la miglior Tevere Remo della stagione, probabilmente una delle peggiori, ma non tanto per errori tattici e individuali quanto per grossa discontinuità nel corso della gara. Sono perfettamente d'accordo con la tua analisi, una squadra che non aveva identità oggi, poi anche parecchi errori individuali e collettivi. E oltre a un nervosismo inconcepibile, forse dettato da precarie condizioni fisiche e mentali, quindi alla fine ci sta. Mi dispiace perché veniamo da una striscia importante e era importante questa vittoria per prepararci a un ciclo di partite molto impegnative e evidentemente qua non si finisce mai di imparare, bisogna rimboccarci le maniche e fare un bel bagno di umiltà e ripartire e lavorare. Avversari tanto umili, quelli dello Stivigliano, quanto diciamo semplici nelle giocate collettive, è quella semplicità di giocata che dovete ritrovare già per forza di cose a partire dalla prossima collita. Sì, Diverrà sì. più naturale forse Ma noi a calcetto ci sappiamo giocare, il discorso è che poi in certe situazioni, forse ti ho detto, questa squadra c'ha ancora da imparare e c'ha da crescere fondamentalmente, perché comunque evidentemente questa serie che abbiamo fatto anche a livello mentale, magari poi c'è un discorso un po' di presunzione, che ti senti magari più forte di quello che sei realmente e vai incontro a queste delusioni che fanno anche bene perché ti riportano un attimino coi piedi per terra e ti fanno capire che se vai a giocare così con l'Idol Paul sabato ne prendi una cariola. Quindi tanti applausi allo Stimigliano che ha combattuto giocando come dici te un calcetto molto basico ma molto redditizio e non si sono inventati niente, però scoppiavano il pallone, hanno 2 o 3 individualità buone, ci sono stati fino alla fine sia sotto che sopra, ci hanno creduto, hanno preso le pallonate e si sono portati a casa 3 punti molto molto meritati, al di là del finale che sinceramente certi ragazzi dovrebbero imparare pure a comportarsi. Quella tensione del finale va convertita in grinta da portare già a partire dalla prossima partita, perché quello sembra mancare un po' rispetto alle ultime uscite. Il mordente a tratti, forse di qualche giocatore, ecco, che ha anche impiegato meno del solito perché con problemi fisici non è riuscito a dare quello che voleva. Lo spero che il mordente, come dici te, la delusione venga trasformata in grinta, anche se noi poi quando siamo così troppo nervosi perdiamo un po' le dimensioni di quello che siamo e ci scordiamo di giocare a calcetto. Quindi secondo me il nervosismo è dettato anche da precarie condizioni fisiche che poi dopo influiscono sul resto in campo. Complimenti, in bocca al lupo a mister In bocca Fabio al lupo a Luciani. te, ciao.